Riunione del Comitato di San Leone dopo le dimissioni di Lagaipa. Impegni e istanze a favore della frazione marina di Agrigento. Gli interventi al videogiornale. Davide Saglia. Nasce la Voce di San Leone. L'associazione, aperta agli esercenti e ai cittadini della frazione balneare, si pone come obiettivo primario quello di tutelare il salotto estivo della città. E dopo la turbolenta estate scandita dalla diatriba riguardante lo stato di salute del mare, l'associazione ha deciso preventivamente di correre ai ripari. Il presidente Mariella Castronovo, il vicepresidente Marco Maccarrone, il legale Piero Maragliano e tutti gli associati come prima azione hanno sottoscritto una diffida nei confronti del sindaco Zambuto e del gestore idrico Girgenti Acque. Il primo obiettivo sicuramente è quello di riappropriarci del nostro rapporto con il mare. Noi pensiamo che si debba fare moltissimo per risolvere il problema dell'inquinamento marino, quindi non possiamo più permettere che siano scaricati i liquami in mare, non possiamo più permettere che lo stato del mare a San Leone sia questo che abbiamo visto negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi mesi. Quindi cercheremo di fare un'azione anche, come dire, un'azione legale, quindi ci faremo seguire dai nostri legali. Praticamente noi vorremmo già iniziare, presenteremo una diffida nei confronti del gestore delle acque e nei confronti dell'amministrazione comunale, perché riteniamo che ci siano state delle gravi responsabilità proprio che ci hanno portato a questo risultato. Quindi noi vogliamo delle risposte chiare, e che se verranno presi dei rimedi o dei provvedimenti, vogliamo sapere in che tempi. Altre prerogative del comitato sono il decoro urbano e la regolamentazione del commercio abusivo sul suolo di San Leone. Viene inoltre invocata da parte degli esercenti associati una maggiore partecipazione alle decisioni intraprese dall'amministrazione, come nel caso della realizzazione della pista ciclabile del viale Le Dune. Noi negli ultimi anni abbiamo subito l'abbandono totale del decoro urbano del nostro borgo marinaro, perché non sono state effettuate le pulizie dei cespugliamenti, non è stata secondo noi effettuata una corretta disinfestazione. Questo ci ha portato a livelli di qualità che non sono quelli che ci aspettiamo. Ovviamente gli esercenti fanno tutti anche un riferimento a quello che è il commercio ambulante che c'è a San Leone. Noi non vogliamo dire chi è in regola, chi non è in regola, ma quantomeno l'amministrazione deve darsi un regolamento. Noi vogliamo regolamenti e regole chiare e tutti le devono rispettare. Altro problema, e questo lo vedremo in futuro, è che progetti come quelli della pista ciclabile, che vengono, come dire, imposti dall'alto senza nessuna partecipazione da parte di quelli che sono gli attori, i commercianti, gli esercenti, gli enti, le associazioni, l'attività, non è più possibile. Noi dobbiamo partecipare, noi vogliamo sapere e vogliamo dare il nostro parere.